Peraltro anche il governatore della regione Luca Zaia per rispondere in modo particolare ai sindaci preoccupati appunto per la mancanza di fondi. Ma sentiamo esattamente in che termini nel servizio di Luigi Primò. Ha letto, ascoltato e ripensato al lamento dei sindaci, ha buttato lo sguardo al dossier di 250 opere concluse in essere o cantierabili e probabilmente stavano per saltargli i 5 minuti, perché sull'alluvione Luca Zaia spiega di spenderci metà del suo tempo da governatore. E allora riprende la parola per dare una buona e una cattiva notizia sull'ultima ordinanza governativa. Non solo il frigo, si rimborserà anche una sedia danneggiata perché è saltata la franchigia a 1.000 euro. Ma i soldi per ora quelli sono e quelli restano. 300 milioni, di cui metà, sempre per volere del governo, vanno in opere infrastrutturali. Insomma, argini come quello alzato di 20 cm a Soave e non lavatrici, tanto per capirsi, per le quali però spiega come si è aperto lo spiraglio con l'ultima ordinanza firmata da Berlusconi. Permette a noi amministratori, quindi ai sindaci, di erogare direttamente per i danni subiti dalle famiglie, ad esempio. Quindi non più franchigie fino a 1.000 euro, ma anche al di sotto di 1.000 euro, a partire da 1 euro si possono indennizare i danni a mobili, ad arredamenti, a quei danni classici delle famiglie. Resta invece il tetto di 30.000 euro a famiglia e il 75% del danno come massimo rimborsabile. Ma ai sindaci non basta, soprattutto non bastano i soldi, quei 120 milioni distribuiti e il poco che rimane. Si era parlato di 1 miliardo di danni, i 300 milioni ridotti a metà dalle spese infrastrutturali sono briciole ai loro occhi che hanno davanti i cittadini e le imprese danneggiate. Dico che siamo tutti sulla stessa barca, è proprio il caso di dirlo, che la battaglia la facciamo assieme e che non è che c'è la regione da una parte della barricata e i più bravi dall'altra parte. I problemi dei cittadini sono i problemi della regione e immagino anche dei sindaci. Rimangono, dice Zaia, 60, forse 80 milioni da distribuire ai privati perché si stanno recuperando soldi stanziati per opere mai partite o che erano state fatte entrare di straforo nel capitolo alluvione con cui non c'entravano. Pizzicati dalle province, privati e sindaci furbetti, ora resterebbe da far la voce grossa col governo per recuperare altri soldi, ma invece non se ne parla, anche perché da lì vengono i 60 milioni del decreto 1000 proroghe che, sommati ai 55 strappati dall'assessore Conte sulla sicurezza del territorio, faranno da base ai 5-6 grandi bacini di laminazione, ovvero zone come cave e campi da allagare volontariamente in caso d'emergenza, da costruire per evitare che il disastro di Ognissanti possa ripetersi, opera che Zaia conta di deliberare entro breve. A famiglie e imprese danneggiate saranno invece girati i fondi raccolti con l'SMS solidale, un'altra goccia che rischia però di non bastare a chi ha perso tutto. Il Comune di Venezia introduce